Buonasera a tutti, sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale Surfcasting GBT Liguria. Questa sera rimettiamo i piedi in spiaggia, una bella e calda sera di fine giugno che ci vedrà nuovamente in una spot della Riviera di Levante. Detto questo, sto preparando l'attrezzatura per questa sera. Devo ancora caricare i mulinelli, devo montare ancora qualche terminale e voglio farvi vedere che cosa utilizzo. Allora, per i miei mulinelli, una parte sicuramente importantissima della nostra attrezzatura, saranno caricati con Asso Hard Skin, un monofilo siliconato che resiste 12 volte di più rispetto a un monofilo normale. È un monofilo che ha una nuova tecnologia, ci permette lanci molto lunghi ma soprattutto di resistere nel tempo. In commercio si trovano tantissimi fili che hanno diverse caratteristiche, ma Asso si sta un po' evolvendo per proporre un prodotto che duri anche nel tempo. Detto questo, la parte sicuramente secondaria per il nostro mulinello è lo shock leader, uno shock leader conico. Ne esistono di diversi tipi, anche qua, e diversi diametri. Io ad esempio qua ho tra le mani uno 0,2357. Adesso spero che si possa vedere un attimino meglio, che secondo me è uno shock leader che va benissimo se dobbiamo utilizzare piombi esagerati o siamo in inverno. Qua in Liguria o comunque in tante situazioni di pesca estive dove non dobbiamo raggiungere grandi distanze, io posso consigliare assolutamente anche questo che è uno 0,2547, sempre shock leader tapered dell'Asso, che è una vera bomba perché un 47 è veramente difficile da trovare. 25-47 che sono più o meno i diametri più utilizzati d'estate quando non dobbiamo chissà cosa fare di grandi distanze e ridimensionare tutta la nostra attrezzatura per non farci vedere principalmente dei pesci perché l'acqua sarà principalmente calma e principalmente trasparente. Quindi in secondo piano il nostro shock leader di casa Asso 02547, adesso poi vi dirò dove andarlo a cercare nel link. Ultimo ma non ultimo, Fluorocasting, un fluorocarbon 100% con il quale monto i miei terminali quest'oggi. Fluorocasting, un fluorocarbon 100% che ha una particolarità, un maggiore peso specifico, che non è un caso. A me ad esempio non piace pescare pesci di galla e questo fluorocarbon mi permette di scendere molto molto velocemente. Voglio aggiungere un piccolo dettaglio. Tanti mulinelli hanno ovviamente la bobina di ricambio e le bobine di ricambio magari le utilizziamo per fare un altro tipo di pesca. Io adesso questa sera caricherò un hard skin del 25 e su un'altra bobina ho caricato un 40 che utilizzerò poi per pescare col vivo. L'Asso Hard Skin e la tecnologia Asso in particolare ha creato diversi colori a seconda dei diametri. Nulla di più facile per, come nel mio caso io ho tutti i mulinelli uguali, tutte le bobine uguali, per capire immediatamente qual è il nostro filo o comunque qual è il diametro del nostro filo. Questo secondo me è un dettaglio che vale veramente la pena prendere in considerazione. Detto questo, io finisco di preparare la mia attrezzatura e ci vediamo direttamente in spiaggia.